e stiamo facendo un piccolo tour in giro per territorio in Italia in questa parte finale dell'anno, proprio per ragionare su questo concetto degli smart village, delle smart land, proprio per non perdere la grande occasione della prossima programmazione europea, in cui siamo in realtà già pienamente dentro, ma ancora con un grande ritardo di allocazione di risorse e di progettazione dei bandi sia a livello di risorse regionali sia a livello di PON nazionali, e con un grande ancora disorientamento, no? Nella nostra prima ricerca di visione rispetto alle risorse che ci sono oggi in gioco, a parte la grande esperienza per esempio di realtà consolidate come GAL, che comunque per ragioni anche molto giuste si sono dovute rimettere in gioco, riaccorpare e ripensare, c'è in realtà un grande disorientamento su come investire le risorse a disposizione, e c'è purtroppo, siamo figli di una cultura di utilizzo dei fondi europei in cui spesso non producono delle forti ricadute territoriali reali, concrete, e spesso vengono addirittura restituiti. Siccome il panorama anche di questo, come prima ci spiegava il professor Nusco, sta cambiando e non ci saranno negli anni tante altre opportunità, questa è un'ultima forse stagione importante di risorse allocate su cui non bisogna sprecare questa sfida, ma soprattutto bisogna cominciare a cambiare paradigma di progettazione, andando a fare quello che sentivo prima dalla direttrice del GAL, che non sempre è così virtuoso come approccio, capire di rispondere a bisogni con la progettazione. La progettazione deve rispondere a bisogni da concretizzare, quindi deve poi realizzare dei cambiamenti. Oggi questo è un paese che ha un bisogno enorme di innovazione, ha un bisogno concreto, il tessuto sociale lo esprime la politica, lo esprime anche negli stili di vita, lo esprime proprio nella qualità dello stile di vita, e c'è un grande soggetto dimenticato in questa innovazione che sono i territori rurali. Noi giochiamo una scommessa oggi in alcune direttrici come quelle dell'Appennino martoriato dal terremoto, ma che non ha solo l'epicentro nel cuore colpito d'Italia, ma veramente un fenomeno diffuso in tutto l'arco montano dell'Appennino. Abbiamo una distanza, un divario, una perequazione territoriale da ricomporre che non ha più di un decennio davanti per poter essere colmata e veramente recuperata, altrimenti siamo di fronte a una emorragia demografica, innanzitutto di risorse, di idee e di quel legame tra la gestione del territorio tradizionale e la prima grande economia circolare, che è in Italia l'economia agricola, quella che usava le risorse restituendo alle risorse un equilibrio naturale che le permetteva di essere rigenerata, che anche oggi quella è in gioco. Anche oggi noi abbiamo perso tantissimi saperi rispetto al giusto rapporto con la risorsa e alla giusta equilibrio anche rispetto al servizio ecosistemico, no? Mi permetto di dire, noi quali studiamo per passione e per necessità, che c'è troppo spesso un divario tra l'accademia, che ha chiarissima la relazione tra il servizio ecosistemico e per esempio l'ambiente urbano, e invece la realtà che quel rapporto lo interrompe, lo ribalta e addirittura, se possibile, porta il modello industriale anche in area montana rurale, creando un depauperamento ulteriore di quelle risorse. Questo noi lo vediamo su tutti i fronti, sul fronte energetico, sul fronte agricolo, sul fronte della gestione forestale, della gestione abitativa. Abbiamo invece, da questo punto di vista, tantissime grandi opportunità, come spesso accade dove si vive un ritardo. Dove si vive un ritardo spesso si è vissuto anche quel lasso di tempo che ha permesso di non portare degrado, di non portare modelli sbagliati. Allora oggi abbiamo per esempio una grande opportunità nei piccoli comuni dove c'è un patrimonio abitativo abbandonato immenso, su un patrimonio di 4 milioni di case, quasi 2 milioni sono spopolate, e se noi utilizzassimo anche solo un
grande processo di rigenerazione abitativa su un quarto di questo patrimonio, 500.000 case, noi potremmo produrre nuova residenza per 1,5 milioni di nuovi cittadini, che non devono necessariamente rispondere alla crisi migratoria che è il grande fenomeno della nostra epoca, che è quello che finirà nei nostri libri di scuola in futuro, ma che può veramente anche spostare cittadinanza e qualità della vita da una città che oggi non offre più la grande attrattività che era il lavoro, che era la buona qualità della vita. Noi abbiamo un contesto di qualità della vita in alcune fasce di piccoli comuni, di territori marginali, che è più alto della media. Nei comuni tra i 2.000 e i 10.000 abitanti sono comuni del benessere, in molti casi sono comuni dove si vive bene, addirittura la crescita demografica è superiore alla media nazionale, quindi ci sono fenomeni trasversali. Ovviamente sono comuni dove le relazioni del territorio sono molto forti, dove la capacità produttiva e di tenere lavoro, di tenere comunità è molto salda. Non sono i comuni di media pianura, o in alcuni casi sono i comuni che orbitano intorno a poli attrattivi più grandi, però c'è un potenziale, che è il potenziale dell'Italia dei 1000 campanili, su cui ci continuiamo a riempire la bocca rispetto al nostro patrimonio identitario e culturale, ma su cui le politiche non rispondono, e su cui invece ancora le nostre anagrafi affettive e culturali e intellettuali invece sono fortissime. Tutti noi abbiamo radici fortissime, enogastronomiche, culturali, affettive, relazionali. Io ho la grande possibilità, il grande lusso di girare l'Italia veramente per il mio impegno associativo. Vedo che ogni luogo ha radici fortissime, peculiari, confini molto forti e molto determinati, no? Io sono di padre veneziano, già per la mia famiglia dire Venezia non è dire Veneto, sono già universi molto diversi a livello proprio di visioni, di prospettive. Questo è un mosaico che si ripete in tutta Italia, un mosaico però che viene omologato, dimenticato e non pensato. Allora, tornando alle opportunità anche per le aree rurali, anche per la strategia interne, Giovanni Caroso non mi sente, ma lo sa perché glielo ripeto almeno dalla prima conferenza del 15 dicembre 2014 a Roma della strategia nazionale, sono ancora scatole vuote, sono ancora scatole con un debolissimo carattere locale, identitario e una debolissima visione specifica, a parte qualche caso che devo dire con molto ottimismo vedo andare avanti, vedo prendere un po' le pole position dell'attenzione alla strategia, di cui il Delta del Po ne è uno, e lo è però perché appunto viene da un percorso di lavoro e progettazione precedente, viene da un percorso di progettazione dal basso comunitario reale, che è quello del contratto di foce, e appunto allora ci sono queste grandi opportunità, che ci sono le risorse. Ecco, vorrei anche dire che le risorse ci sono, non sono i soldi che mancano i processi di negoziazione e di progettazione fatti bene. Prima Piero Pellizzaro ci raccontava dei modelli importanti e devo dire per la prima volta appunto raccontava della trasferibilità di modelli dai grandi centri ai piccoli centri. Io penso, e la nostra associazione lo continua a predicare, che la resilienza, che la sfida ai cambiamenti climatici dovrebbe essere il grande cappello di tutti i processi innanzitutto di consapevolezza culturale delle comunità. È una sfida a cui ci troveremo tutti di fronte. Chi finisce ogni estate sotto un'alluvione o sotto una frana magari già prevista da come si è costruito col piano regolatore, o chi invece non farà i conti ora ma li farà tra 20 anni. La differenza si giocherà proprio tra chi questa consapevolezza la inserisce in tutti i processi economici, di progettazione, di governance locali, e chi invece se ne scorderà magari per allocare risorse nelle solite lobby di distribuzione e di potere. La differenza la farà la ricaduta di questa progettazione. Io chiudo ricordando che segnaliamo almeno 3 opportunità. Una è l'opportunità residenziale di cui parlavamo prima, che appunto è un'opportunità di rigenerazione urbana innanzitutto, ma di nuova residenzialità.
in aree che hanno soprattutto un grande disagio abitativo, che è poi anche quello del Polesine o di aree comunque che poi vengono studiate sulle statistiche. Una è l'opportunità agricola. Noi abbiamo terreni agricoli abbandonati e non coltivati che potrebbero produrre 125.000 nuove aziende, più o meno di appezzamenti piccoli sull'ettare e mezzo. C'è un problema di riordino fondiario importante, c'è un problema di uso del bene comune, uso di governo del patrimonio. A volte sono proprietà disperse all'estero, disperse in decine di piccoli proprietari che le istituzioni non hanno gli strumenti per rimettere a valore. E poi abbiamo una grande opportunità del patrimonio boschivo. L'Italia è un paese che ha avuto sempre una filiera boschiva fortissima, chiusa, un'economia circolare rispetto alla risorsa boschiva. Negli ultimi 10 anni noi abbiamo visto ricrescere il nostro patrimonio boschivo del 6%, che è una cifra altissima. Rispetto al resto d'Europa noi utilizziamo il patrimonio boschivo che si riproduce il 30% all'anno, una media europea arriva dal 60 al 90%, e l'assurdo è che siamo il primo importatore di legna d'arbore e siamo il primo esportatore di arredi in legno, del Made in Italy in legno in Europa. Questi tre dati messi insieme danno l'assurdo della non chiusura di una filiera che oggi perde competenze e capacità produttive, perde saper fare. Ecco, solo su questi tre fronti si potrebbero creare economie, competenze e grandi opportunità per le aree interne e per le smart land. In tutto questo l'elemento dell'innovazione, della capacità, delle tecnologie a disposizione, come quelle che abbiamo visto prima sull'efficientamento energetico, non solo sono disponibili, ma vanno avanti con una velocità che è difficile stare dietro, quindi rendono intelligenti, messi nei posti giusti, con grande anticipo tantissimi territori. Bisogna soltanto avere, a mio parere, anche le risorse giovani, e vedi prima le start-up, i laboratori, i Learning Labs, quindi le risorse, chiamare a sé i giovani, progettare, creare nuovo lavoro e creare nuove opportunità in un unico sistema che è quello paese, che non dovrebbe anche smettere di dividere tra piccoli e grandi centri urbani, ma pensarsi tutto insieme.